Sono albanesi malviventi che hanno aggredito davanti alla sua abitazione a Vanni d'Oretto il 13 luglio del 2013, titolare di una pizzeria a Caorle. Erano in tre con il volto coperto e armati di pistola, lo hanno colpito e immobilizzato e poi gli hanno rubato 20.000 euro. Dalle percosse D'Oretto è finito in ospedale. Si chiamano Lejan Bozzani, 30 anni, Fezzi Culluri, 25, Elter Tomai, 30 anni. I carabinieri ne hanno arrestati 2 e ne stanno cercando il terzo. È un gruppo particolarmente violento, armato, organizzato, che dal 2010 ad oggi siamo convinti abbia commesso numerose rapine nel territorio veneto. Un gruppo che ha colpito nel 2013, nel luglio 2013, questo ristoratore di Caorle, e a seguito di questa rapina appunto siamo riusciti a svolgere un'attività di indagine e a disarticolarlo. Nel corso dell'indagine è emerso come in realtà oltre ai 3 odierni indagati ci fossero sicuramente altre persone, numerose altre persone che via via si aggiungevano oppure che sostituivano persone magari tratte in arresto. Il modus operandi nelle rapine che stiamo esaminando consisteva nell'attendere la vittima a rientro o dalla fine del lavoro o da una serata trascorsa con gli amici, attenderla nei pressi della propria abitazione in modo tale che questa nel momento in cui arrivava con la propria auto ne scendeva al buio, veniva aggredita senza avere alcuna possibilità di reagire. Oltre una volta aggredita veniva sequestrata, tant'è che uno dei capi di imputazione appunto è il sequestro di persona e poi rapinata di quanto teneva in casa. Sono stati scoperti attraverso i rilievi del RIS di Parma. Il tutto è stato grazie al rinvenimento dell'auto abbandonata, sulla quale in virtù anche degli accertamenti tecnico-scientifici condotti dalla RIS di Parma sono emerse tracce sia di natura biologica che di natura dattiloscopica che ci hanno aiutato ad arrivare via via a restringere il cerchio attorno agli autori della rapina.